Un ferito e una coda che ha raggiunto i 5 km di lunghezza sul passante di Mestre è il bilancio di un incidente tra due mezzi pesanti tra le uscite di Preganziole e Martellago Scorsese in direzione di Milano. Il tamponamento è avvenuto poco prima delle 11 di mattina nel territorio di Zero Branco. A causare lo scontro tra i due tir un precedente piccolo tamponamento che aveva provocato rallentamenti sulla carreggiata di marcia. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco provenienti da Mestre e Treviso, il SUEM con l'ausilio dell'Issoccorso e la Polstrada di Mestre. Ad aver avuto la peggio il conducente del camion con targa della Repubblica Ceca che aveva tamponato il primo tir. Il camionista era rimasto incastrato all'interno della cabina di guida ed è stato liberato dai soccorritori. Tutti illesi gli altri conducenti, compresi quelli dei mezzi del primo tamponamento. In prossimità dell'incidente hanno operato anche 4 mezzi con gli ausiliari e il coordinatore alla viabilità di Concessioni Autostradali Venete in contatto con il centro operativo di Mestre della società. La chiusura di 2 corsie con transito consentito solamente in quella di sorpasso durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza ha provocato i 5 km di coda. L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso a mezzogiorno.